Buonasera, pronti per una nuova edizione del nostro TG. Iniziamo dai titoli. La carenza di medici in Calabria è pari a 3.000 unità, oltre 2.500 tra infermieri e tecnici di laboratorio per le nuove assunzioni, priorità ai precari. Il Consiglio regionale stabilizza 800 precari stanziando risorse per 40 milioni all'anno, determinante l'apporto delle forze d'opposizione. Sono 170 i navigator calabresi che prenderanno servizio nei prossimi giorni. Il contratto di lavoro è valido fino al 30 aprile del 2021. Un incendio di origine dolosa ha distrutto nella notte parte del villaggio Eucalyptus di Simericrichi. L'amministratore denuncia sui social l'impossibilità di fare imprese in Calabria. Furto da 2.000 euro nella chiesa di Piazza Loreto a Cosenza. La somma era custodita in un cassetto dell'ufficio riservato ai sacerdoti. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque in apertura la sanità. Con il nodo delle assunzioni negli ospedali mancano circa 3.000 medici. Il decreto Calabria, ormai legge dello Stato, garantirà la copertura degli organici, la risposta nel servizio. Nelle corsie degli ospedali calabresi mancano 3.000 medici e 2.500 fra infermieri, tecnici di laboratorio e biologi. Il decreto Calabria, ormai legge dello Stato, riuscirà in breve tempo a coprire le piante organiche dei nosocomi con la conseguenza di servizi sanitari efficienti? Cosa prevede in realtà la normativa? Noi lo abbiamo chiesto ad un esperto. Il burocratese nasconde sorprese perché le assunzioni in Calabria saranno vincolate. Al momento vale l'articolo 11, quindi la norma per le assunzioni è per tutta l'Italia, non riguarda solo la Calabria ma tutte le regioni e si distinguono. Alcune regioni hanno dei vincoli, quelle che sono le regioni in piano di rientro, e sono indicate ai commi 1, 2 e 3 di questo articolo. Le altre non hanno più il vincolo, quindi quando si dice che il blocco del turnover è stato saltato, si dice parzialmente la verità, nel senso che per alcune regioni, quelle finanziariamente ricche, non c'è il limite di cui all'articolo 11, c'è per la Calabria. Ragion per cui io, avendo letto questo decreto convertito in legge, posso sostanzialmente dire che la Regione Calabria potrà procedere ad assunzioni di contingenti assunzionali, quindi 10.000, 5.000 persone nei prossimi 2-3 anni, l'anno prossimo, se e solo se internalizzerà dei servizi che adesso sono esternalizzati, perché l'articolo 11 al comma 3 questo pone come vincolo. La Regione deve concordare col Ministero delle Finanze e il Ministero della Salute un piano assunzionale annuale nel quale dimostra per tabulas l'esigenza di fabbisogno personale, ma soprattutto la copertura con risparmio dai costi esternalizzati. Sostanzialmente è una norma che premia solo le internalizzazioni di costi e quindi possiamo anche valutare il personale, la trasformazione dei contratti di lavoro da titoli precari esterni a titoli di lavoro interno non precario. In questo senso pare una scelta del legislatore positiva. Mancano risorse aggiuntive a fare nuove procedure per i nuovi medici, per i nuovi paramedici e per il personale infermieristico. Qui il decreto legge convertito è carente. Stabilizzati 800 precari, il Consiglio regionale ha deciso di stanziare 40 milioni l'anno, determinante l'apporto delle forze d'opposizione. Per qualcuno è una legge manifesto, per altri un importante traguardo che permette di storicizzare una spesa annua di 40,3 milioni di euro e stabilizzare 765 precari LSU-LPU. Punti di vista espressi in un Consiglio regionale che naviga a vista con il Presidente Oliverio, che ha il difficile compito di mediare tra le diverse posizioni e cercare appigli anche tra i banchi dell'opposizione. Le maggiori critiche al provvedimento riguardano l'esclusione dalla stabilizzazione di un centinaio di precari provenienti dalla legge 12, per i quali sarebbero serviti altri 2 milioni di euro. Risorse che il governatore ha chiesto all'Assemblea di individuare per risolvere anche questa problematica.
Oliverio ha poi ricordato l'impegno della Giunta a favore dei lavoratori e le 1.200 posizioni su 5.000 finora stabilizzate. Da Carlo Guccione ed esponenti dell'opposizione sono state espresse perplessità sulla mancanza di un elenco gradatoria che fornisca un quadro preciso della situazione, evitando l'inserimento di soggetti che non hanno maturato il diritto. L'assessore al lavoro Angela Robbe ha invece puntato l'indice contro il governo nazionale, reo di non aver mostrato interesse e disponibilità per risolvere il problema, ma chiamato in causa oggi per reperire le risorse necessarie e sbloccare il turnover degli enti per procedere alle assunzioni. Sono 170 i navigator in Calabria, vincitore del concorsone. Nelle prossime settimane in forza ai centri per l'impiego avranno un contratto a tempo determinato fino al 2021. Tra qualche settimana i navigator arriveranno ad Armanforte ai centri per l'impiego. In Calabria saranno 170, 30 a Catanzaro, 60 a Cosenza, 47 a Reggio Calabria, 21 a Crotone e 12 a Vibo Valentia. Sono i vincitori del concorsone, i cui elenchi sono stati pubblicati sul sito dell'ANPAL. A livello nazionale i vincitori sono stati 2.980, a cui segue la graduatoria degli idonei, circa 6.000 in tutto. Un esercito di 53.907 giovani e meno giovani che alla Fiera di Roma il 18, 19 e 20 giugno scorsi si è cimentato con le prove. 100 test su argomenti vari. A passare è stato chi ha ottenuto un punteggio minimo di 60 su 100, risultando primo in graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. Molto ha contato anche il voto di laurea. Comincia così il secondo step, il secondo tempo del reddito di cittadinanza. I navigator infatti avranno un ruolo cruciale nelle politiche attive per il lavoro. Saranno le figure professionali deputate a trovare opportunità occupazionali per chi percepisce appunto il reddito di cittadinanza. Nella nostra regione, secondo i dati dell'INPS, gli aventi diritto sono 144.000. La sfida è far incontrare domanda e offerta di lavoro. Dopo 3 rifiuti, va ricordato, si perde il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza. I navigator saranno assunti con un contratto a tempo determinato fino al 30 aprile 2021. A Vibo adesso, dove l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Limardo affronta la questione acqua. Vertice oggi con Sorical e Regione per approntare un piano d'azione ed aggredire le ataviche criticità del servizio idrico. L'amministrazione comunale di Vibo punta a risolvere le ataviche criticità del servizio idrico, la cui gestione per l'ente, ha spiegato il sindaco Maria Limardo, è antieconomica. Motivo? Il comune paga molto di più rispetto a quanto incassa dai cittadini, tanto che la morosità nell'ordine dell'80% sarebbe tra le cause del dissesto finanziario dell'ente. Questa mattina all'incontro con i vertici della Sorical per approntare un piano d'azione. All'incontro presenti anche i rappresentanti della Regione Calabria e della BM Solution, società capofila del raggruppamento di imprese aggiudicatario dell'appalto per l'ingegnerizzazione della rete idrica della città. Il sindaco Limardo ha manifestato la volontà della sua amministrazione di mettere mano seriamente al problema, a partire dalla turnazione con chiusure notturne dei serbatoi a causa degli eccessivi consumi e dei furti d'acqua, fino ad arrivare nei prossimi mesi alla corretta erogazione idrica a tutti i cittadini. Il commissario Sorical Luigi Incarnato ha illustrato al sindaco il progetto Cantiere Abate Marco, aperto alle amministrazioni comunali che ne facciano richiesta, che mira al supporto del censimento e gestione delle utenze, installazione di contatori intelligenti per pervenire entro pochi mesi dall'avvio alla fatturazione bimestrale agli utenti. Oggi Vibo ha tutta l'acqua necessaria, ma gli eccessivi consumi dovuti ad un uso improprio, perdite di reti e allacci abusivi, hanno spiegato gli esperti della Sorical, costringono il comune a chiudere i serbatoi la sera per accumulare più acqua possibile per il giorno dopo. Ciò non è una buona prassi acquedottistica perché è all'origine di altre problematiche, tra cui fenomeni di torbidità. A fine riunione il sindaco Limardo ha dichiarato che le attività messe in campo dalla Sorical e dalla Regione consentiranno al comune di avere nei prossimi mesi un controllo costante della rete, eliminando il problema dei consumi abusivi, garantendo così a tutti i cittadini che pagano regolarmente equità nella distribuzione dell'acqua rispetto a chi non paga. Certo, ci vorrà del tempo per
risolvere tutti i problemi che interessano il settore, ma per il sindaco nell'immediato ci sarà un deciso miglioramento del servizio. Un incendio di origine dolosa ha distrutto nella notte parte del villaggio Eucalyptus di Simeri-Crichi. L'amministratore denuncia sui social l'impossibilità di fare impresa in Calabria. La stagione è appena iniziata nei villaggi turistici calabresi, ma il clima è già quello di sempre. Le fiamme stanotte hanno avvolto le attrezzature dell'Eucalyptus, nota struttura ricettiva balneare di Simeri Mare sulla costa catanzarese. Il rogo, di probabile origine dolosa, ha distrutto il palco, le sedie e le passerelle per l'accesso al mare, tutte collocate in una zona in attesa dell'installazione per l'avvio della stagione balneare, che sarebbe dovuta avvenire oggi. In più, le fiamme hanno distrutto una struttura in legno, al cui interno era contenuto il materiale utilizzato per l'animazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando centrale di Catanzaro. La denuncia dell'accaduto è arrivata dall'imprenditore e vicepresidente di Confassociazioni Sergio Gaglianese, da diversi anni amministratore condominiale del villaggio. Sono anni che lancio appelli, scrive Gaglianese, ma purtroppo non vengono presi seriamente in considerazione. Certamente non nascondo di temere qualche attentato alla mia persona, considerato l'approssimarsi dell'assemblea condominiale del villaggio. La Calabria non avrà mai uno sviluppo serio, afferma con amarezza. Gli imprenditori non vengono in Calabria, quelli onesti vanno via. Solo i pochi coraggiosi ancora credono che sia possibile fare imprese in questa maledetta, benedetta terra. La Guardia di Finanza festeggia i 245 anni della fondazione del Corpo, occasione anche per fare un bilancio delle attività svolte. I reparti schierati, la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione di una corona al monumento ai caduti. La Guardia di Finanza festeggia il 245° anniversario della fondazione del Corpo. Ecco la cerimonia a Catanzaro, occasione per tracciare un bilancio dell'attività svolta nel corso dell'ultimo anno. È un momento in cui ci raccogliamo insieme, oggi l'abbiamo svolta peraltro con un carattere assolutamente interno, come peraltro previsto dal Comando Generale, e quindi per noi è una vera e propria festa in cui anche fare un punto della situazione, e quando il punto della situazione è positivo, come lo è stato quest'anno, anche l'anno scorso indubbiamente, ma quest'anno in maniera particolare, ne siamo ulteriormente felici. Ma veniamo ai dati. In Calabria scoperti 296 evasori totali e accertato una base imponibile di circa 865 milioni di euro, denunciati oltre 393 pubblici ufficiali, arrestate 51 persone e accertate condotte corruttive, concussive e di peculato per 10 milioni di euro e appalti truccati per 143 milioni di euro, sequestrati inoltre beni per 1,29 miliardi di euro e confiscati 217 milioni alla criminalità organizzata, 45 poi le tonnellate di stupefacenti sequestrate ai narcotrafficanti. Siamo stati presenti in tutti i settori, dalla spesa pubblica, dove abbiamo individuato più di 100 persone segnalate all'autorità giudiziaria per turbative d'asta o altre illecite pratiche sull'amministrazione pubblica, corruzioni varie, ma in particolare, l'ho già sottolineato in vari passaggi, nel contrasto alle organizzazioni criminali tipo 'ndranghetisto, con la confisca e il sequestro di patrimoni veramente ingenti. Stiamo parlando di centinaia e centinaia di milioni sottratti a queste organizzazioni. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. C'è anche il presidente del Consiglio Comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso, tra i destinatari delle misure contro presunti appartenenti alle famiglie di 'ndrangheta legate ai Grande Aracri. Caruso, secondo gli investigatori della polizia, sarebbe parte integrante dell'organizzazione criminale che operava tra le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e che aveva ai vertici soggetti considerati di primo piano come Salvatore Grande Aracri, Francesco Grande Aracri e Paolo Grande Aracri. Un 41enne cosentino è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Cosenza con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo, sorvegliato speciale e scarcerato da qualche mese, si è recato in contrada Serra Sottana, ha incontrato il nuovo compagno dell'ex convivente, lo ha aggredito con una mazza da baseball. Il malcapitato è riuscito a darsi alla fuga e si è recato in questura per sporgere denuncia. Le volanti della polizia hanno trovato l'aggressore sotto l'abitazione della vittima, ancora in possesso della mazza da baseball e di un martello, determinato a portare a termine il suo intento omicida. Furto ai danni della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto. Secondo i primi riscontri, persone al momento non identificate si sarebbero introdotte nella chiesa rubando il denaro delle offerte destinate alle persone bisognose. La somma si trovava custodita all'interno di una scrivania ad uso dei sacerdoti. L'ipotesi è che i ladri avessero le chiavi per accedere all'ufficio in quanto le stesse erano andate smarrite o forse potrebbero essere state sottratte proprio per il compimento del furto.
Un pensionato ottantenne di Reggio Calabria è stato aggredito da alcune persone dopo che in passato il suo alloggio popolare era stato occupato abusivamente durante una sua temporanea assenza per motivi di salute. L'episodio è avvenuto nel quartiere CEP di Archi, nella periferia nord della città. A Catanzaro adesso per parlarvi di un incontro sulle droghe, un fenomeno sempre più diffuso. Ieri l'ultima operazione in ordine di tempo da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro contro il traffico di stupefacenti, un uso e abuso allarmante di droga e alcol, soprattutto fra le nuove generazioni, induce a riflessioni e azioni concrete per contrastarne il fenomeno. Domani 26 giugno sarà la giornata internazionale contro consumo e traffico illecito di droga e il coordinamento regionale degli enti ausiliari ha voluto lanciare la campagna di sensibilizzazione verso questo tema. Siamo qui tutti insieme proprio per cercare di sensibilizzare il più possibile il Dipartimento Tutela della Salute a rivolgerci maggiore attenzione, perché il nostro settore è il più piccolo dell'intero budget regionale. Ma forse bisognerebbe mostrare interesse in più verso questi organi che si spendono per contrastare il fenomeno. Parlo di noi, comunità, che non veniamo mai prese in considerazione per il ruolo fondamentale che invece rivestiamo quotidianamente all'interno della Regione Calabria. La cosa che più ci spaventa e che più ci allerta è pensare all'ultima operazione di ieri, no? Della Direzione Distrettuale Antimafia, è che comunque la droga è sempre un allarme emergente. Stranamente però noi che siamo i protagonisti da oltre 30 anni in Calabria non veniamo considerati per quello che effettivamente facciamo. I numeri su questo fenomeno sono davvero allarmanti alle nostre latitudini. Sentite un po' quali sono le droghe più utilizzate fra i ragazzi. La sostanza più usata rimane la marijuana, rimane l'hashish e il resto è sempre cocaina ed eroina. In Calabria più o meno rispecchia i dati nazionali. Sempre dalla relazione al Parlamento c'è un aumento di morti per overdose che rispetto al 2016, dato che i dati si riferiscono al 2017, è di un 10% in più. E naturalmente questi dati sono quelli che sono direttamente collegati ad un'overdose, ma ci sono tutta una serie di morti dovute a infarto cardiaco provocato da uso di sostanza, tutta una serie di altre patologie, incidenti stradali che comunque non sono annoverati in quel numero. A Mendicino il progetto L'Arte di Vivere in Cantiere, promosso dall'Associazione Partecipazione Onlus in collaborazione con il Comune e l'Associazione Portacenere, obiettivo l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati. Sono a casa DJ! Eccoli al lavoro i ragazzi del progetto L'Arte di Conoscersi in Cantiere, finanziato dal Ministero dell'Interno e dalla Comunità Europea. Hanno un'età compresa tra i 16 e i 18 anni e provengono dall'Africa e dall'Albania. L'obiettivo è favorire l'integrazione socioculturale dei minori stranieri non accompagnati, ospiti dei centri di seconda accoglienza del territorio cosentino. Questa integrazione viene favorita attraverso il linguaggio delle arti. Infatti verranno attivati diversi tipi di laboratorio, dai percorsi ludico-ricreativi a un laboratorio di teatro, di musica e soprattutto l'attività di pittura. Tutto questo tende a far sì che i ragazzi possano inserirsi nel tessuto sociale del territorio dove sono accolti e interagire soprattutto con i loro coetanei. La sfida è l'integrazione attraverso i laboratori e il teatro. Il laboratorio teatrale che conduco con Elisa Ianni Palarchio, come diceva Grotowski, serve sempre a neutralizzare le differenze che ci sono tra l'uno e l'altro, quindi quale migliore occasione proprio per eliminare quelle che sono le differenze di impostazioni, di lingua tra noi e i ragazzi che stanno facendo questo corso. Noi facciamo un laboratorio e realizziamo insieme a loro uno spettacolo teatrale. Il progetto, realizzato da Partecipazione Onlus in partnership con l'Associazione Portacenere e il Comune di
Mendicino. Il progetto FAMI ha arricchito questa possibilità di accogliere e integrare tanti ragazzi che ospitiamo a Mendicino ormai da un po' di tempo, un esperimento molto positivo che sono certo darà ancora più risultati come ricaduta in termini di appunto integrazione, accoglienza, politiche che riguardano l'altro da sé e la capacità di accoglierlo nella propria comunità. I minori non accompagnati coinvolti nel percorso sono ospitati nelle strutture di Mendicino, Celico, Casali del Manco e Rogliano. Lo sport, parliamo di calcio, presentato al Granillo il nuovo allenatore della Regina, si tratta di Mimmo Toscano. Eccolo Mimmo Toscano che per la prima volta si presenta a stampa e tifosi nella veste di allenatore della Regina. Dopo l'esperienza alla Feralpi Salò ha scelto la sua città per riprendere un percorso importante. Anzitutto devo ringraziare il Presidente e i direttori che mi hanno aspettato, perché non so quale società avrebbe aspettato tanto tempo per avere il suo allenatore, e quindi va dato atto alla società che venne aspettata e credere in questa operazione, perché ci avevamo stretti la mano, sapevano che nel momento in cui io mi sarei liberato dalla Feralpi non avrei preso in considerazione altre situazioni, ma solamente la Regina, perché il mio sogno era quello di ritornare nella mia città e sedermi in quella macchina. È contento anche il patrono Amaranto che dice: siamo convinti della scelta fatta, poi si penserà ad allestire un organico competitivo. Allenatore tecnico che abbiamo seguito per parecchio, però volevo non fare errori e quindi ci abbiamo pensato bene sopra e alla fine abbiamo scelto il signor Toscano, che secondo me è la scelta migliore che potevamo fare. Inaugurato a Pedace, località di Casali del Manco, un murales che testimonia la lotta alla violenza alle donne. Nel giorno del solstizio d'estate, Casali del Manco ribadisce il no alla violenza sulle donne e lo fa con un murales realizzato da Kevin Serafini sul muro della Biblioteca Civica di Pedace, proprio di fronte alla panchina rossa installata il 25 novembre del 2018. Non è il primo murales sul territorio comunale, ma è il primo contro la violenza di genere. Il significato dell'opera, della street art, ce lo spiega lo stesso artista. Rappresenta le farfalle, una libertà, e la donna dietro di me rappresenta che sta andando verso la luce e verso il futuro, che lascia il passato dietro attraverso una cicatrice che c'ha attraverso dall'occhio. All'inaugurazione del murales hanno preso parte gli assessori Giulia Leonetti e Francesca Pisani, la consigliera Anna Teresa Gagliardi, la responsabile della Biblioteca delle Donne Bruzie Maria Francesca Lucanto e il delegato Marco Caferro, presente il sindaco Stanislao Martire. Il nostro messaggio che abbiamo voluto lanciare è il murale, qui ne è la rappresentazione grafica, è quello di andare in un mondo sempre più, come dire, pieno di gioia, pieno di positività, pieno di amore. La manifestazione si è chiusa con la consegna di un attestato di socio onorario della biblioteca all'artista e al primo cittadino, un pomeriggio in cui arte, dibattito e il flash mob di poesia hanno posto l'attenzione su un problema drammatico e spesso silente di cui è vittima l'altra metà del cielo. E adesso le previsioni del tempo. Gran caldo al nord e in Francia, in Calabria temperature nella norma in un contesto di bel tempo, con possibili brevi rovesci sui monti nelle ore pomeridiane. Domani sereno poco nuvoloso ovunque, nelle ore centrali possibili brevi ed isolati rovesci su Pollino, Alto Tirreno, Sila, Serre ed Aspromonte. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, ma sempre nelle medie del periodo. Domani Tirreno calmo o poco mosso, Ionio poco mosso o mosso, venti deboli dai quadranti settentrionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.
Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.